Buonasera e benvenuti. Il concerto sta per iniziare. Siete pronti a cantare con lui? Allora cantiamo insieme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aspetta. Aspetta, ferma la musica. Ferma la musica. Enrico non è ancora pronto, si sta cambiando, forse è scappato via. Dai che tardi, Enrico, dove sei? Enrico Peretti. Signore e signori, buon divertimento! Buonasera! 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Ciao amici! Benvenuti a casa mia! 348 80 40 254 messaggi, fotografie, saluti! Alla regia questa sera Monsieur Fabrizio, supervisione tecnica Giuliano Falco. Gli al vento cambiano i confini, torna sempre quel che se ne va. I giorni del futuro venuti da lontano, da 1000 piogge compleanni fa. Giorni d'aria, giorni di fatica, ci vuole occhio, cuore e fantasia. Abbiamo nelle dita gli anelli della vita, abbiamo tutti quanti un senso, sognando, guarendo, suonando, seminando, volando, cadendo, guidando i figli e le città. Le grandi stelle, i piccoli mestieri si incrociano nell'alba e sulle vie. Le storie della notte, le sveglie del mattino, cerchiamo
Benvenuti nel mio posto felice. Buonasera a tutti, buon venerdì! Ma avete visto Zia Marta? Cioè, ha iniziato lei? Dovrebbe esserci, io l'ho già vista. Zia Marta c'è da qualche parte, dovrebbe. Cioè, abbiamo una puntata davanti, zia, pazzesca, pazzesca questo venerdì. Chiamate gli amici a casa, dite di mettere sul 13 perché sarà una cosa. La seconda puntata di Bruttissimo per di più che mi preoccupa molto. Però, zia Marta? Sì? Viene dopo, viene adesso, faccia lei. Vengo quando mi pare, tutto sommato. Ok, no? Va bene. Che inizio, Fabrizio, che bella grintosa. Mi piace quando la puntata parte così. 348 80 40 254, fatevi sentire, mi raccomando. Fotografie, richieste, saluti, solo WhatsApp però, fondamentale. E adesso cantiamo insieme. Forse, sì. Forse no, nel senso che non è che forse cantiamo, e il titolo, vabbè, si è capito, dai. Dai che la sapete, sulle mani a casa tutti! E così te ne vai, forse mi mancherai, non si può stare su, amo te, niente di più. Come fa? E non c'è più bisogno di inventare le sere per poterti divertire, la scusa dei blue jeans che fanno male per poi finire sempre a far l'amore. E non c'è più la luna che ti guarda, l'avevi detto tu che è un po' bugiarda, il vento che portava il tuo sapore, la voglia matta di ricominciare. Piangerai, forse sì, forse no, se non piangi tu. Scriverai, forse no, forse sì, se mi scrivi tu. Dove andrai? Forse qua, forse là ti ritroverò. Ci sarai, forse solo un momento ti aspetterò. E non ti posso dire più domani, ripeti mille volte che mi ami, sei dolce tu che prendi la mia mano, lo sai che come te non c'è nessuno. Come un bambino non sa parlare, stammi vicino, non mi lasciare. Piangerai, forse sì, forse no, se non piangi tu. Scriverai, forse no, forse sì, se mi scrivi tu. Dove andrai? Forse qua, forse là ti ritroverò. Ci sarai, forse solo un momento ti aspetterò. E non c'è più la luna che ci guarda, l'avevi detto tu che è un po' bugiarda, il vento che portava il tuo sapore, la voglia matta di ricominciare. Sulle mani a casa!
e non c'è più bisogno di inventare le sere per poterti divertire, la scusa dei blue jeans che fanno male per poi finire sempre a far l'amore. Di più, voglio più messaggi, di più fotografie, di più. Questa sera non si molla, mio caro Fabri. La scusa dei blue jeans che fanno male per poi finire sempre a far l'amore. Questa è proprio la fotografia un po' del percorso di Pupo sotto il lato sessuale. Già ai tempi cantava delle cose un po' particolari, adesso c'è tu moglie. Però bella questa cosa, pensare, no? A me da giovincello mi succedeva che inventassi anche questa scusa, no? Perché quando sei lì tutto ben preso, insomma, mi fa male i jeans, sono troppo stretti, li devo togliere. Quindi 348 80 40 254, stanno già arrivando tanti messaggi, mi raccomando, voglio sentirvi. Nel secondo tempo giocheremo, ma a proposito del gioco, Fabri, fammi vedere la grafica così lo ricordiamo. Questa sera non ho ospiti canterini, ci sarà zia Marta tra un po', quindi prendo anche un po' di tempo così recupero il fiato che già ne ho poco, componendo nel secondo tempo. Ok, 378 4080 506, telefonate, entrate qui in diretta in questo studio di Luserna San Giovanni. Oggi ho fatto un giro al mercato, mi hanno detto: ma senti, ma l'altro giorno ho sentito che tu vai in onda, cioè trasmetti la trasmissione da Luserna, non da Torino. Faccio bravo, e sono 6 anni che l'è così. Sì, è vero, da Luserna. Sapete dov'è Luserna, amici a casa? Molti di voi, secondo me, no. Però andate a cercarla su Google Maps. Potete vincere un buono ristorante, un buono salute e benessere, così bello giocare insieme. C'è già gente che telefona adesso, grazie ragazzi, ma dopo, nel secondo tempo. Zia Marta può venire un attimo qui adesso, perché volevo chiedere una cosa. Signore e signori, la zia più amata d'Italia, la zia Marta. Io posso anche venire. Ecco, salga, che sul palco si sta meglio. Però se lei mi dice lei deve entrare dopo la terza canzone, Ho cambiato idea. uno entra alla terza canzone. Ho cambiato idea. Perché? Cosa vuole? Perché ho cambiato idea? Sono vestito come la sigla, ha notato? Ho la stessa giacchina della sigla di Casa Peiretti. Sì. Questa sigla sta prendendo tantissimo a casa, agli amici del fans club, a tanti bimbi all'ascolto. E io questa sera vorrei, lo so che tra un po' la regia mi manderà a quel paese, ma lo vorrei fare. Amici a casa, prendete il cellulare in mano, prendete il cellulare, mettetelo su modalità video, perché vorrei ricevere dei video da voi a casa dove fate il mio balletto famoso della sigla. Ok? Adesso ve lo faccio vedere, è molto semplice. Piede sinistro piantato bene a terra, ok? Col destro mi spingo un po' in avanti e nel frattempo schiocco le dita. Zia Marta, faccia vedere se ha imparato. Allora, piede destro piantato a terra, piede sinistro giro un po' così e schiatta. Allora, quello lì è il destro, questo è il sinistro. Piede sinistro piantato a terra. Ecco, allora cerchiamo di... Sì, due piedi a due. Pensi fosse un 1000 piedi, che casino. Noi abbiamo il ritorno al contrario per quello. Sì. Quindi piede sinistro piantato a terra. Pianti questo. Sì, pianti lei la questo. pianti, okay, e vada avanti. E poi spingete un po' in avanti e girate. Sarebbe un grande regalo vedere qualche bimbo e anche qualche non bimbo all'ascolto che mi manda il video del balletto. Anche perché poi ne facciamo un collage e modificheremo la sigla. È d'accordo? Sono d'accordo, così finalmente togliamo il suo faccione. Esatto. e magari mettiamo qualcosa di un po' più carino. A proposito di faccione e di carino, quando è che mandiamo Bruttissimo? Perché c'è la seconda puntata, Bruttissimo lo mandiamo subito dopo il prossimo brano. Va bene, allora io vado e poi torno per Bruttissimo. Esatto, purtroppo. Sta cosa di Bruttissimo, a parte che in televisione è stato pazzesco, sui social ha un successo incredibile, quindi come faccio a dire di no alla zia Marta? Ma adesso andiamo su un Sanremo di tanti anni fa. Un grande scrittore della musica italiana che si chiama Danilo D'Amerio scrive un brano bellissimo dal titolo Bisogno
d'amore e fa così. Prendi tutte le tue cose, dopo via di qua, fuori dal mio letto e dalla mia imbecillità. Questa volta lo prometto, non mi butterò più via tra le braccia di una donna che mi dice una bugia. Ora vai, cos'altro vuoi? Qui con me ancora cosa ci fai? Lui sarà sicuramente bello ed unico, ed io parto già perdente agli occhi tuoi. Ho bisogno d'amore e tu lo sai, e mentre sto male tu te ne vai. Ho bisogno d'amore anche per te, perché dentro il tuo cuore amore più non c'è. Ora che è arrivato il conto che succederà, se mi lasci contro vento chi mi aiuterà? Resto in casa con il nostro cane ad aspettare te. Questo cane è un po' bastardo, randagio come me. Ora so tu come fai, prendi tutto quanto e poi te ne vai. Ma se in mezzo alle tue gambe avessi un'anima, dentro il tuo deserto scopriresti che hai bisogno d'amore, tu più di me, di un po' di dolore che non c'è in te. Hai bisogno d'amore, non lo sai, e quanto fa male il male che fai, perché senza amore è tutto più difficile. Questa vita prende più di quel che dà. Se anche tu mi lasci un vuoto insopportabile ad andare avanti più chi ce la fa. Ho bisogno d'amore e tu lo sai, di cose da dare che tu non vuoi. Ho bisogno d'amore dentro di me, nel bene e nel male, di tutto l'amore che c'è. Perché adesso ho soltanto bisogno di te. Un gran brano, dimenticato sì, ma ci pensa a casa Peirecchio. Zia è sicura però che vuole di nuovo mandare. Allora, la prima puntata di Bruttissimo ha fatto vedere una mia foto appena sveglio e non mi sembra non mi è sembrato assolutamente. Mi ha pestato il piede. Ho visto. Non mi è sembrato. Lei ha sentito? Io ho
visto, lei ha sentito? Ho sentito. Perfetto. E questa puntata cosa mi combina? Beh, questa puntata le combino una cosa carina su Bruttissimo, esatto. che non dico perché io non spoilerò, Non spoilerò. quindi andiamo a vedere. E ora? Faccio la presentazione. Signore e signori, la seconda puntata di Bruttissimo della zia Marta. Ecco. Fabrizio, mettimela qua. Voglio iniziare questa seconda puntata di Bruttissimo rivolgendomi all'avvocato del signor Piretti, l'avvocatone Pippo Pippi, il quale mi ha inviato delle querele. Ma zia Marta non si ferma. Zia Marta va avanti per lei, ma soprattutto per voi. Dovete sapere tutto. Sapete cos'è questo? È una cimice che ho messo 3 giorni fa sotto il cuscino del vostro idolo. E questa cimice vi rivelerà cosa succede di notte quando Enrico Piretti dorme. Tutti i rumori che vengono fuori da quella stanza. Irma, adesso tu mi mandi in onda e io me ne assumo tutte le responsabilità, la foto e il video di Enrico Piretti mentre dorme, e questa è un'esclusiva per tutti gli amici di Bruttissimo. Tutta la nostra solidarietà va per quel povero gatto chiamato Blasone che tutte le sere ci dorme accanto. Con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Bruttissimo. Ma non è vero niente. Un russo così, io ho tanti difetti, ma quello del russare proprio no. Ma dove no. Guardi! No, io la denunzio. La denunzio. Guardi Lo so. che io capisco il miaiesco. Cosa? Il miaiesco. Non ho capito io. Il miaiesco. Ah, il miaiesco. Quindi miaiesco, lo so io capire. Blasone l'ho capito e poverino è anche depresso. Ma che non E è ci vero. credo. Comunque ecco questa cosa di Notti depresso. insonne. Con questa cosa di Bruttissimo Sì. sta facendo impazzire anche un po' tutti i social, eccetera. Ma sempre contro Piretti, non potrebbe andare contro Fabrizio, ad esempio? Perché? Mi ha fatto niente lui. E io cosa ho fatto di male? Io la sopporto da 6 anni a lei, è diverso. Vabbè. Poi ho notato una cosa ultimamente. Dica. Come mai diventa paonazzo quando canta? Non lo so, l'ho notato. Sembra un semaforo. L'ho notato anch'io che ultimamente ma perché gli anni passano, il polmone è sempre più andato e quindi Ma non è proprio per prendere quelle note prima o poi mi scoppia la faccia. Vabbè. Stia qua perché andiamo a leggere un po' di messaggi arrivati. Bene. Regia, dai. Sono in tanti, spero che siano arrivati anche dei balletti e poi nel secondo tempo andiamo a vederli. Esultiamo per le belle canzoni che ci fai ascoltare in semplicità e familiarità, insieme a chi ti viene a trovare. L'amore canoro che ci donate si effonde in ogni nostra cellula, rendendoci felici. Grazie. Beh, Rotellini, grazie. La parola più bella di tutte è felici, è ciò che cerchiamo di trasmettere. Buona serata, quante belle iniziative proponete, Dani. Sta parlando di Bruttissimo. Probabilmente. Grazie Dani. Che grazie Dani, è bruttissimo. Basta, poi è finito. Apprezzano. È finito o neanche altre Ma puntate? no, io pensavo di arrivare almeno a 8. 8 Ma sì.
Buonasera Enrico, potresti cortesemente inviare i saluti a Diego? Certo, Diego, Giada, Ramon e alla bellissima Olivia. Grazie Mimmo da Torino. Quindi ciao Diego, ciao Giada, ciao Ramon, ciao bellissima Olivia. Ciao anche a Mimmo. Ciao Mimmo, salutami tutto a Torino. Grazie della bella settimana passata insieme. Viva Casa Pieretti, Giovanni, Silvia d'Alessandria. Grazie a voi. Grazie a voi, a voi, a voi, a voi. E poi legga. Buonasera e buon weekend a tutti Casa Peiretti. Ed Enrico fa gli auguri a mia mamma Deborah, che oggi è il suo compleanno, da Andrea di Borgomanero. Sì, auguri. Faccia gli auguri. Auguri mamma Deborah, auguri, tanti auguri da parte di Casa Peiretti, di Rete 7, di tutti noi, auguri. Auguri. E salutiamo anche Andrea da Borgomanero. Guarda che quando mi distraggo è perché qua ho tutto il mixer, tutte le compressioni. Immagine di una telecamera di sorveglianza che riprende Enrico Pieretti mentre convince alcune. Vabbè, questo credo che sia un episodio di Camera Caffè di tanti anni fa, dove invitati erano i Pooh. Ma ha messo la mia faccia su quella di Paolo Bitta. Grazie, vabbè. Alcune persone a partecipare al suo programma. Grazie regia che me l'hai messo. Grazie chiunque l'abbia mandato. Io credo di avere un'idea. Direttamente da Bruttissimo. Eccola. Vede? Sì, ho visto. Ha letto? Ho visto. Ma devo dire che il progetto Bruttissimo è bello. Io non riesco a capire. Io non riesco a capire perché ce l'ha solo contro di me. C'è un sistema da... Beh, carissimi Enrico e zia Marta, buonasera. Che inizio. Complimenti per il gatto di Bruttissimo. Grazie per la vostra compagnia e simpatia. Un grande abbraccio con affetto, Stefania da Rondissone. Grazie Stefania. Ciao Stefania. Grazie, ancora grazie. Ciao ragazzi, vi faccio fare un salto nel tempo di 40 anni. Vorrei ascoltare Pronto, buongiorno alla sveglia dei Pooh. Grazie da parte di Milena. Lunedì te la faccio molto volentieri. Un brano forse unico nel suo genere. Lunedì lo racconto anche un po'. Legga. Se proprio deve. No, Wow! certo, come se proprio, ma come No, se proprio la deve? richiesta Ma certo, sì, ma certo. deve sempre raccontarci tutto. Vabbè. Wow, che inizio degno di un grande show come Del Resto Casa Peiretti. Continuate così. Un saluto anche a te, zia Marta. Grazie Giuliano da San Germano. Ciao Giuliano da San Germano. Cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali? No grazie, noi siamo fedeli a Casa Peiretti. Dal lunedì al venerdì un'ora di relax e di buona musica. Grazie a voi. Domenico e famiglia da Castiglione Torinese. Grazie. Grazie per esserci anche stasera. Ciao, semplicemente ciao. Buon weekend a tutti. Silvia da Motta Alciata. C'è una canzone che faccia così. Ciao, semplicemente ciao. Ciao Silvia. Ultimo messaggio regia. Ciao Enrico, sono una tua grandissima fans insieme a mia sorella Arianna e i miei genitori. Ogni sera mi fai divertire, emozionare, cantare e un po' ballare, come dice la sigla che tra l'altro amo addirittura. Continuate per sempre. Da Cecilia di Castiglione. Ma noi ce la mettiamo tutta. Io spero che questa cosa non finisca mai. L'altro giorno scherzavo con Alessia, se qui magari fra 20 anni o forse anche di più, fra 30 anni a fare Casa Peiretti che non manco il testo riusciamo a leggere. Cosa c'è scritto lì? Lei è già così adesso. Io mi ero fatto un appunto, no? Un appunto. Perché sono 2 o 3 volte che vengo, non riesco mai a farle questa domanda. Ah, lei ha una domanda per me, dica. Sì, io le faccio una domanda e lei mi dà una risposta. Di solito funziona così. Uno fa una domanda e l'altro per cortesia dovrebbe rispondere. Attenzione, Veloce. Se non avesse deciso di fare niente, che cosa avrebbe voluto fare nella vita Peiretti? Ma io non è vero che non faccio niente. Questa Casa Peiretti, quest'ora che ascoltano in TV, mi porta via una marea di lavoro, tantissimo. Ogni giorno io passo la mia vita qua dentro in questo studio, in questa stanza di Luserna. Quindi questo è il mio lavoro. Ho la fortuna di fare il lavoro più bello del mondo. E quindi quando il lavoro ti piace non lavori mai. Adesso però prima della pubblicità ho promesso che avrei cantato questo brano. Lei stia qua vicino a me, lei stia qua. No. Ma come no? Io Vagabondo, dedicato a tutti i miei amici che l'hanno richiesta in questa settimana. Cantiamolo insieme però, tutti! No. Io un giorno crescerò e nel cielo della vita volerò, ma un bimbo che ne sa sempre azzurra non può essere.
l'età. E poi una notte di settembre mi svegliai, il vento sulla pelle, sul mio corpo il chiarore delle stelle. Chissà dov'era casa mia e quel bambino che giocava in un cortile, poi io. Alright, ok. Il primo ritornello l'avete cantato bene, bravi. E adesso voglio sentirmi nel secondo ancora più forte. Tutta casa Peinetti, ma proprio tutta. Sì, la strada è ancora là. Un deserto mi sembrava la città, ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età. Con me! Poi una notte di settembre me ne andai, il fuoco di un camino non è caldo come il sole del mattino. Chissà dov'era casa mia. Pronti? E quel bambino che giocava in un cortile, io poi. Vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, sono in tasca dove ho. Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, sono in tasca non ne ho, ma lassù m'è rimasto, sì lassù m'è rimasto. E noi ci fermiamo qui. 3 minuti e giochiamo insieme. Pubblicità. Bentornati in questa seconda e ultima parte di Casa Peretti per quanto riguarda questa settimana. Lunedì qui con me Alessia Chelucci, glielo ricordi se la vede? Sì, la vedo. Quindi... Però senta, ma volevo chiedere una cosa. Che cosa? C'è una festa stasera da lei? No, non c'è Forse nessuna... una festona? No, non c'è nessuna festa, no. No, perché mi è caduto l'occhio su tipo 10 kg di bugie che c'hai in cucina. No, io devo ringraziare il mio amico Massimo per i 10 kg di bugie. È un telespettatore che è venuto a trovarmi con un bel vassoio di bugie. E quindi grazie di cuore. Non se e le adesso mangi tutte da sole che le vengono i bruffoli. 378 4080 506. Io alzo il volume delle telefonate e vado a rispondere al primo concorrente. Pronto, chi sei e da dove? Pronto, messo giù, rifacciamo. Pronto, chi sei da dove? Pronto, ciao, sono Luigi da Collegno. Ciao Luigi da Collegno, benvenuto Luciana San Giovanni, benvenuto in Rete 7, benvenuto in Casa Peretti. Siamo pronti ad andare a leggere la tua domanda, Luigi? Sì. Ok, la domanda per Luigi è questa. Vai regia, nel frattempo alzo un pochettino la telefonata con Luigi. Allora Luigi, dov'è posizionato lo stereo nel brano Vivo per lei? In camera, in ufficio o in auto? A, B o C? Vai Luigi! Proviamo in camera. Bravo, hai provato proprio bene perché come uno stereo in camera di chi è da solo adesso sa. Adesso sei stato bravo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai Luigi, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai con la 2. Vai con la 2 per Luigi. Dammi la 2, ecco. Quale? Do la 2. Esatto, come diceva, dammi la 2. Era Pippo Baudo, mi sembra, che anche in diretta diceva ai cameraman, dammi la 2. Funari. Era Funari, grazie. Allora, mio caro Luigi, di Collegno, giusto? Sì. Sì. Io ti invito ad andare a Torino perché
tu con questa telefonata ti sei portato a casa una gift card del valore di 50 euro delle profumerie Sinatra. Bellissimo, Oh, grazie. Che Fantastico. spettacolo, che spettacolo. A chi vuoi dedicare questa vittoria? Ad Alessandra E allora, e anche a voi, grazie. un Giovanna. abbraccio ad Alessandria. Mi raccomando, mandami un messaggino al 348 80 40 254 col tuo nome, il tuo cognome e cosa hai vinto. Grazie. Ok? Grazie a te, buona serata. Ciao, Anche a te, ciao. buon weekend. Ciao Luigi, grazie. E la prima telefonata. Sì, un abbraccio ad Alessandra. Perettino ad Alessandria. Ho detto Alessandra. vabbè, io abbraccio anche quelli di Alessandria, va bene? Facciamo Ok. così. Abbiamo un altro amico o amica in linea. Pronto? Chi sei e da dove? Pronto? Ciao Enrico, Beppe da Torino. Ciao. Beppe da Torino. Allora, andiamo a leggere subito la tua Subito, domanda. subito. La domanda, Ok, per, grazie. la domanda per Beppe è questa. Le prime 3 note del testo nel brano Il maestro di violino. Fa, la, mi. Do, si fa, si, la, do. Fa, la, mi. Do, si fa o si, la, do? A, B o C? Allora, vediamo un attimo. Fa la mi, do, si fa, si la do. Vai, A, B o C? A, B o C? Risposta? La C, risposta C. Sì, no, mi dispiace, no, era la A, perché inizia così il brano. Fa, la, mi. Grazie per aver giocato con noi. Va bene, grazie, saluto a tutti. Ciao, 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 ciao. Grazie Marta. Ciao. Ciao. Ciao, Comunque, fosse stata una signorina non avrebbe detto sì la do. Ecco, Avrebbe detto una, no, avrebbe detto la C. Combinazione, ma cosa c'è? Oh, Tra queste cose Io sono... non lo so, ma sono anche illazioni. lei. Pronto? Chi sei da dove? Ciao, sono Mimmo. Ciao Mimmo, dai che questa sera... Allora Mimmo, devi abbassare a 0 il volume no, non si può. Sì. Allora, devi abbassare a 0 il volume della TV, altrimenti non riesco neanche a alzarti io. A 0 Eccoci proprio qua. Mimmo, a 000, A grazie. 0-0. A 000, sì. Mimmo, lo sai già. Chiami tutte le sere. Mimmo, abbassa, no? Mimmo, sei pronto? Andiamo a leggere la tua domanda? Certo. La domanda per Certo, Mimmo via. è questo. Canta con me. È come un no, c'è un errore sul testo, ma te la canto io. È come un treno che è passato con un carico di regali, gatti o frutti. È come un treno che è passato con un carico di A, B o C? Sì, frutti. Bravo! È come un treno che è passato con un carico di frutti. Complimenti Mimmo. E adesso la 1, la 3, la 4, la 5, la 6. Vai Mimmo. Proviamo per l'ennesima volta la 5, Enrico. L'ennesima volta la 5 per Mimmo. Credo che sia la quarta volta che telefoni, la quarta volta le altre 3 la faccina rossa. Questa volta ti è andata leggermente meglio. Non hai ancora vinto perché c'è la faccina blu. La faccina blu è una seconda possibilità e quindi andiamo a leggere un'altra domanda per te. La seconda chance di Mimmo è questa. Canta con me Mimmo. Adesso è un rapporto davvero, ma siamo partiti da Bologna, da zero o da amici? Adesso è un rapporto davvero, Canta con me adesso. ma siamo partiti da Siamo partiti da... Bologna, zero o amici? Vai! Ma proviamo 0, la B. Sì, Arisa! Bravo! Sincerità, adesso è tutto così, sempre. Semplice. Bravo Mimmo. Quindi, Mimmo, 1, 3, 4, 6. 1, 3, 4, 6. Ma la prima volta che ho sbagliato è stata la 1, facciamo la 1. Facciamo la 1 per il mio amico Mimmo. Mimmo, la prima volta... scusami, hai già detto 1 una volta. E non era giusto? Perché hai scelto di nuovo la 1? Perché provare... Tentarne un nuovo. Perché, te lo dico io perché sei stato più fortunato della volta precedente, perché hai vinto un buono Ravezzana, Osteria Ravezzana del valore di 50 euro. grazie Enrico. sia per pranzo che per cena, va bene? Grazie a te Mimmo, complimenti per aver vinto e anche a te a chi vuoi dedicare questa vittoria. Questa vittoria voglio dedicare a mia figlia Giada e alla piccola Olivia. Ciao Giada, ciao Olivia, ciao Mimmo, grazie per aver giocato e complimenti per aver vinto, ciao! Ciao Enrico, Ciao, grazie. ciao. Puoi rialzare il televisore. Esatto, puoi rialzare il Adesso- televisore. Facciamo un controllo veloce, partiamo Sì, dalla ma 6. scusa, prego. Scusi. Ecco, La pizza, nella 6 c'era la faccina blu, faccina blu, perché altrimenti poi ci sono la 3, quelli, la 3. ci sono quelli a casa che dicono ma è tutto truccato, invece no, è tutto dal vivo, tutto reale. Nella 3 c'era una faccina rossa, come se non sbaglio anche nella busta numero 4, quindi gioco corretto anche questa Molto bene. sera. Comunque febbraio
febbraietto è corto corto ma duretto, così dicono, no? Però sono un sacco di eventi, perché ci sono le Olimpiadi, Sì, Cortina, Milano, Milano, Cortina. sì, e poi Inizia Sanremo! inizia Sanremo. Allora io sotto Sanremo poi ho già pensato di preparare poi una canzoncina anch'io, così anche zia Marta canta. Pure lei, tanto Sì. canta. Guarda, a Sanremo quest'anno cantano tutti, quindi può cantare anche la zia. E si intitola, non l'ho scritta io la interpreterò soltanto. Si intitola, ma già posso spoilerare il titolo? Sì, Faccia. si intitola Fretta. Ho pestato una cacca No, vabbè. che dai, ha lasciato una mucca. Sì, ho presente. È un È una bellissimo canzone. brano È famosa, che sì. vi canterò Sì, più avanti. Ma adesso andiamo a leggere i messaggi. Venga. Allora resto qua. Venga, che abbiamo ancora un po' di messaggi da andare a Bene. leggere questa sera. Benissimo. Io non gliela faccio cantare in diretta quella Come? roba lì. Ma è bellissima. No. Lei fa Bellissima. bruttissimo e non la faccio cantare. No. Lei smette- Ciao a tutti amici di Casa Peretti, ciao Enrico, ciao zia Marta, buon venerdì di fine settimana. Volevo chiederti se potevi farmi sentire una lunga storia d'amore di Gino Paoli, che la vorrei tanto dedicare a mia nipote Arianna e al suo ragazzo Simone. Grazie mille Enrico da Collegno. Viva Casa Peretti forever, con tanti cuoricini, e che bella l'immagine del gatto davanti al camino. Sì, Va bene, mettili 2 o 3 cuoricini la prossima mettiamo, volta. la mettiamo in programma. Magari anche Alessia che Luci la prossima settimana, lunedì. Lecca. Ecco. Ciao Enrico, inizio divertentissimo. E un saluto alla simpaticissima zia Marta. Buon weekend a tutti, lo dice Massimo. Grazie Elena Massimo. Ria, ciao caro Massimo. Grazie Massimo, grazie. E poi andiamo avanti con questo messaggio. Sei troppo forte zia Marta. Ciao Enrico da Elena. Grazie. Grazie Elena. Grazie mille. E poi, Grazie. e poi. C'è qualche video anche, regia? Scrivi se. Ciao Casa Peretti, buona serata. Bravissimi, simpaticissima la zia Marta. Michela da Torino. Michela Ciao, dice Michela, che sei cara. simpaticissima. Grazie, Oh. sì. Letto. Sì, vabbè, però voglio. Ma la trasmissione devo farla così, devo riempire gli spazi vuoti. ok. Ciao, buon fine settimana a tutti. Maria Antonietta. Ciao Maria Un Antonietta. saluto a Maria, un saluto ad Antonietta. Oh, la regia mi ha scritto che non è arrivato neanche un video del balletto di Peiretti. Usate, se balla lui. Ciao Enrico, bella serata in Casa Peretti, ottima musica, emozione ed allegria. Un caro saluto a te e alla bravissima zia Marta. Francesco da Torino. Ciao Francesco. Ciao Francesco, è andata bene la regia stasera, Sì. perché i video deve fare un lavorone. Ciao Enrico, ciao zia Marta, vengo a salutarvi perché sempre con affetto vorrei chiedere se è possibile dedicare una canzone a piacere alle mie sorelle Sabina e Nunzia, che sono venute a trovarmi dalla Puglia. Ti ringrazio di cuore. Renata da Piscina. Ciao sorelle di Renata. Ciao Renata. sorelle. Ciao Sabina, ciao Nunzia. Grazie. Me la deve fare. È una Sì. settimana abbastanza pesante, ma sempre allietata la sera grazie a voi. Curiosa della nuova puntata di Bruttissimo. Brava. Un bacione da Sonia Magliano Alpi. Ciao Sonia. Ma non è vero che è russo così, non è Sì, proprio no, vero. non è vero. Non è vero. Ragione. Grande zia Marta, attacca banda. Ciao Enrico, stasera non hai scampo. Zia Marta vince sempre. Viva Casa Peretti, buon weekend a Roby 75. Sì. Ciao caro Roby. Lo so, che te devo dire, Roby? Così. Altro che cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici, è qui il vero spettacolo. Dal grande Enrico, baci affettuosi da Alfonsina e Germano. Grazie Alfonsina. Affettuosi, Grazie l'ho Germano. aggiunto- l'ho aggiunto Grazie. io. Ecco, felici di vedervi, bellissimo inizio, meno male che zia Marta non è andata a Cortina. Bravissimi Romy e Roby. Ciao Romy, ciao Roby, grazie per questo messaggio. A zia Marta non la fanno entrare a Cortina. Ciao Enrico, vorrei chiederti se puoi fare gli auguri a Enrichetta per il suo compleanno da Mara e Gianni. Tanti auguri Enrichetta o Richetta, Auguri, non lo so. auguri. Auguri Enrichetta. Ciao. E un saluto a Mara e Gianni. Buon fine settimana, buon weekend. Sempre mitica zia Marta, bravi tutte e due. Lili Darora. Grazie Lili. Ciao Lilina. Grazie Lili, grazie. E viva Casa Peretti che ci accompagna alle porte di un altro weekend. La zia Marta batte anche la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Buona serata Edo, ne sono contento. Grazie Edo, grazie mille. Anzi, se avessero chiamato zia Marta alla cerimonia di apertura non ce n'era neanche, cioè potevo chiudere stasera. Ciao amici miei, un abbraccio e complimenti da Ilaria da Sanfre. Vi seguiamo sempre e siamo grandi fan della tua splendida voce. Brava la zia. Grazie ragazzi, grazie mille. No, la voce era la mia. voce La era- voce è la mia. Ah, Virgola, brava la zia. Ah, vabbè, grazie, siete fantastici.
ci riesco con voi a passare momenti senza pensieri. Monica e Beppe da Valfenera. Ciao Da Monica, Sud. ciao Beppe da Valfenera. Nessuno potrà mai dire che lei ha una bella voce. Come no? Ma sembra un citofono, abbia pazienza, senza offesa, senza offesa. No, senza- per ma senza carità, ci offesa. mancherebbe anche lei. Ciao Casa Peretti, ciao Quando Enrico canta. Peretti, siete fantastici. Buona serata, buon weekend a tutti voi, tutto lo staff. Antonio Primiceri di Rivalta, ciao Antonio. Ciao. Un abbraccio e un bacio ad Antonio, grazie. Salutiamo anche tutta Rivalta. Ciao da tutti noi, gli angeli di Ninfa. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi belli, ciao. Vengo a trovarvi tra un po'. Fantastica zia Marta, bruttissimo e sicuramente più seguito di Casa Peretti per gli scoop che presenta Titti già. e Giovanni. E ne abbiamo altri ancora, Ma no, io- non perdetevi no. le puntate di bruttissimo. Io spero proprio di no. Ciao Enrico, splendido fine settimana con zia Marta che è divertentissima, ma questa settimana penso sia stata fra le più belle in generale. Puntate bellissime, Luciano di Brandizzo. Ma- Noi ce la mettiamo ogni singola puntata, noi quando parte la sigla d'inizio siamo carichi, vogliamo sempre dare il massimo. Poi è logico, ci sono delle puntate che vengono benissimo. meglio, quelle un po', un po' Quelle, meno. però ci sta, veda lei, no? Ma noi siamo qui per voi, comunque vada. Ciao Enrico, ormai sono diventato dipendente di Casa Peretti. Buona serata da Vito. Grazie Vito, Ciao, Vito. grazie. Dipendente nel senso che devo pagarti? No, perché no, non c'è però dipendente perché creo dipendenza. Dipendenza, certo. Una parola sola per la pubblicità di Trecca. Meravigliosa. Un bacione da Daniela e Luca di... Sì, devo dire che è carina Luca D'Aceva, è simpatica, sì. Ho avuto questa Sì. idea e l'abbiamo messa in pratica. È una Bravo pubblicità. il Peiretti. È una pubblicità folle, ma se ve la siete persa nel blocco tra il primo e il secondo, da lunedì la potete rivedere e da stasera anche sui nostri social. Ma che bella la pubblicità di Trecca Gas, dove hai la testa insaponata, troppo simpatica. Grazie ragazzi, grazie. E bravo il nostro Peiretti, Ma avrà la anche un smet- livido oltre che la testa No, deve insaponata. smettere di andare a cena da Cannavacciuolo perché prende sto vizio Ah, di sì? prendermi a patele. Ciao Enrico, ciao zia Marta, siete fantastici. Anna da Pollino, ciao Anna, grazie. Ma quanti Ciao. siete stasera? Che bello. Siete davvero fantastici. DCL, Museo DCL Modellismo di Borgaro. Ciao museo. Ciao museo. Ciao Borgaro. Grazie. Già difficile sta cosa. Eh sì, Eccoli attenzione, qua, attenzione, eccoli vai, vai, vai. Oh, questo sì, questa è la cosa più bella che vedo stasera. Bravi bimbi. Mi faccia finire. È la cosa più bella che vedo stasera in TV. Grazie ragazzi. Questa è una soddisfazione. Questa è una soddisfazione immensa. Grazie, grazie, grazie e ancora grazie. Io devo chiudere la puntata con una dedica alle sorelle di Renata di Piscina, giusto? E cantiamo questo brano qui. Andiamo un po' indietro con gli anni. Bella da morire. E chiudiamo così questa sera. Nel film d'amore vince sempre il bene e chi si lascia torna sempre insieme, ma per noi due c'è un'altra fine adesso. La folla dei colombi che ci osserva, il freddo i nostri aliti, la nebbia e piangere domenica mattina qui per te. Voglio sentirvi tutti adesso. Che sei bella da morire, ragazzina, tu sul tuo seno da rubare, io non gioco più, che sei bella da morire, tutto sembra un film da girare troppo in fretta, con la fine sopra i tuoi blue jeans. Una grande regia questa sera, devo fare i complimenti a Fabrizio. Un lavoro incredibile di Fabrizio.
Io non ho più aggettivi per questa donna, perché trasmette simpatia in ogni sguardo e in ogni parola che dice, anche se bruttissimo, è un po' troppo contro Peiretti, ma d'altra parte va bene così. Vi auguro un buon sabato, vi auguro una buona domenica, lunedì qua insieme a me Alessia Chelucci. Se volete rivedere questa puntata, canale 83 alle 21:30. Domani sera sarò insieme a Rihanna al Carnevale di Barge, quindi se qualcuno ha voglia di fare una foto o due parole ci trova lì. Grazie davvero a tutti, ciao!